E allora, un altro importante e suggestivo momento, come vuole ogni cerimonia olimpica, ogni cerimonia di apertura, quello dell'accensione del ai nostri corsi. Finiscono mai in questa serie. È lei che sta combattendo comunque per il primo posto e 0, 2, 1. che si aggiunge programmata da Franco Corsia di sesta corsia Elisa di Stasi dell'Icnulla da fare Vignola 11 e 39 siamo di cazza sul finale la vincitrice quando le ragazze 10 e 39. E niente da fare anche per intanto nel senso video di Luzzi e Scala e li vediamo subito in Lucia Gambarelli. Siamo al terzo turno di lo incazza alla sua destra Samuel Stramari, ma è il Cutello che dà proprio a Torraca. diamo anche un rapido in sesta corsia la scuola Eugenio Martini Riescono a migliorare anche di mezzo secondo il secondo i loro e la prima corsia come nome Andrea Variola e la seconda corsia. era ufficiosa, terza corsia, seconda corsia. Il più veloce. La scuola comprensiva in testa Francesca Iacuzzo ha un 54,93. Con la misura di 54. Qual è il tuo personale? E vince in terza. Guardate qua la TV, allora. Andiamo a vedere il risultato. Tipo...
Martina Ferraglia con 4,46 davanti dei 2 km di marcia cadette. Letta coraggiosissima si è attaccata alla sua in questo momento 10:10:01 e per prendere l'applauso. e per lei nella terza serie del Cavalcanti Firenze è una squadra nel 92 di Leiter Torres. il Palomino 3:28 accidenti Ai 600 13, 3:16. Secondo posto per Alessandra Cinotti che si è inserita. e poi con il pedonale 209 bravissimi anche al vedete l'ultimo atto della gara 28 davanti alla anche l'ultima medaglia Anzi no, il differenza di Imperia che va a tagliare il traguardo anche se leggermente.